Salve a tutti ragazze e ragazzi. Nella precedente video lezione abbiamo chiarito, definito il concetto di sostenibilità, parlando di risorse ambientali e di risorse culturali, di ciò che è rinnovabile, di ciò che va conservato e va tutelato. Per l'attività di educazione civica che io propongo, andremo ora a entrare, a calarci in un contesto locale, quello in cui siamo già inseriti, quello che già ci circonda, cioè quello della città di Padova, con il suo centro storico, i suoi quartieri e i suoi sobborghi, la sua immediata periferia. Se prendiamo Padova come caso di studio, di approfondimento sul tema della sostenibilità, dobbiamo riflettere su cosa significhi in una città come la nostra vivere e muoversi in maniera sostenibile. Padova è una città in cui la sostenibilità è veramente messa in atto. Ci concentreremo su questo caso di studi perché è quello su cui materialmente possiamo lavorare in termini più pratici. Basta aprire una finestra della nostra casa, aprire la nostra porta e spingerci oltre l'uscio per osservare la realtà che ci circonda. Saranno indispensabili, tuttavia, nelle vostre analisi dei confronti con altre città e altri esempi utili che ci vengono appunto dall'esterno. La questione della sostenibilità è una questione globale. Sicuramente oggi come oggi ci saremmo resi conto che in questo nostro 2024 raggiungere il centro cittadino in automobile può essere un'impresa ardua e ciò può rappresentare senza dubbio un deterrente all'utilizzo dell'automobile anche per piccoli spostamenti o per appunto raggiungere il centro storico. Ma i mezzi pubblici sono ben gestiti sul territorio municipale padovano? E i servizi sono così vicini ai cittadini oppure si stanno creando sempre di più dei quartieri dormitorio? Del resto è una tendenza che si ritrova in buona parte del mondo europeo e nordamericano. La digitalizzazione di molti servizi, lo spostamento degli acquisti, delle vendite sulla rete, ecco, stanno impoverendo il tessuto urbano, la rete urbana dei servizi, trasformando intere aree in distese di abitazioni e poco altro, e questo è senza dubbio un problema. Padova, noi sappiamo che si presenta ai suoi cittadini e anche al mondo esterno con un progetto per la trasformazione della città in un centro sostenibile entro il 2026. Si parla addirittura di una Padova completamente rinnovata. Propongo di studiare eh, la possibilità che questi buoni propositi si concretizzino. Quali sono i progetti che sono sul tavolo? Quali sono le strategie che si propongono per risolvere i problemi della città? Certo, i propositi messi così sembrano tutti buoni, ma dobbiamo sviluppare anche una mentalità critica, un pensiero critico. L'educazione civica richiede anche questo. Un fatto che stride con questa idea di un progetto di una Padova sostenibile, di una Padova rinnovata,
salta fuori nel momento in cui andiamo a constatare che la futura pediatria universitaria sorgerà sopra le mura storiche di Padova, nella peggior zona possibile, secondo alcune osservazioni, secondo alcune stime, del centro storico cittadino, senza servizi logistici e verde. E del resto la Costituzione italiana, all'articolo 9, mette sufficientemente in luce quello che è la tutela del paesaggio. Una scelta urbanistica di questo genere non andrà a distruggere il paesaggio padovano. Vi invito a meditare proprio su questo. L'attività di educazione civica che propongo è quella di andare a studiare la situazione di singoli quartieri di Padova. Prendere un quartiere, un'area, una zona delimitata di Padova come caso di studio, andare ad osservare quali sono gli elementi di sostenibilità, qual è la situazione dei servizi, qual è il livello di sostenibilità in queste singole porzioni di territorio. Poi, in un secondo momento, andandosi a confrontare, si dovrà cercare di ricostruire un'immagine completa, complessiva del territorio municipale padovano, confrontando le informazioni raccolte. È un'attività che a mio giudizio può essere molto stimolante e che oltre all'osservazione della conservazione dei beni paesaggistici, artistici, culturali, osservare se è possibile muoversi e vivere nelle singole zone di Padova in maniera sostenibile, se Padova complessivamente è una città sostenibile. Ecco, io credo che con uno studio di questo tipo scatti anche un secondo ragionamento che è molto importante per l'educazione civica: l'importanza della partecipazione dei singoli e delle comunità locali nella realizzazione dei progetti urbani, il contributo che il singolo può dare a livello critico di proposte per la conservazione di quelle risorse ambientali e culturali che devono giungere alle future generazioni come sono arrivate a noi, o anche meglio, chissà. Alla prossima video lezione.